compagnia di Omar Sissé, allora che esultanza hai fatto lì, ma prima che gol, che girata, un'incornata preziosissima e poi quella liberazione, la maglietta tolta, così ci stava. Sì, sì, stesso gol di gara diciamo e lì è la mia zona, quindi come dicevo anche a gara non ci ho pensato 2 volte ad attaccarlo e è andato bene come guarda e l'esultanza non sapevo cosa fare, cioè sentivo i brividi dentro il mio corpo perché vincere così è sempre bello, però l'importante sono i 3 punti e guardare avanti. Primo tempo un po' di sofferenza, no? Questi gli unici due tiri praticamente degli avversari, però sotto 2-0, però poi nel secondo tempo come siete entrati in campo? Eh sì, nel primo tempo abbiamo sofferto un po', abbiamo visto loro hanno fatto 2 gol in 15 minuti, eravamo lì e nel secondo tempo abbiamo cambiato faccia completamente ed è andata bene. 3 punti pesantissimi perché si mantiene, no, la vetta della classifica insieme all'Ambrosiana. Adesso è una settimana un po' più lunga, no? Perché 3 partite in 7 giorni si sono fatte sentire. Adesso il prossimo avversario, Valgatara, sono tutte finali però da qui alla fine. Eh sì, sì, adesso una settimana per preparare Valgatara, che è sempre anche una battaglia come Castelnuovo e come sempre cercheremo sempre di vincere, come ogni partita. E speriamo in altre tue esultanze così o no? Speriamo in altre risultanze.